Siamo all'interno dei giardini di Villa Mirra, stiamo aspettando di fare la premiazione della gara delle torte. Stamattina è stato fatto il taglio della torta, la maxi torta che ogni anno l'amministrazione offre ai cittadini grazie anche alla pasticceria Parolini, e dall'anno scorso mi porto a casa una bella esperienza, perché ha partecipato un nostro cittadino che si era appena trasferito a Cavriana e ha voluto anche lui cimentarsi sulla torta di San Biagio. L'ha fatta alla sua maniera, l'ha presentata al concorso e questo mi ha lasciato un pensiero che è questa la torta, cioè il senso della torta di Cavriana è questo, fare comunità, anche perché tutti insomma i cavrianesi sanno come si fa, ognuno nelle sue performance che sono segretissime, però insomma poi dopo è il gesto anche di regalarla, donarla, e questa gara diciamo è stata fatta proprio anche per fare comunità, per far sì che ognuno si senta partecipe di questo paese, ed è un momento che io tengo molto, mi piace molto anche ricordare insomma e condividere con voi questo pensiero, perché comunque è una bella esperienza, ecco, per chi si vuole sentirsi cavrianese è una buona opportunità anche facendo la torta di San Biagio, ecco. La fiera di Cavriana è una fiera insomma di paese che si apre comunque anche agli altri, quindi l'invito è stato un po' più esteso quest'anno, ecco. Al primo posto abbiamo Bandiera Claudia. Vabbè, la ricetta è sempre che non si può svelare la ricetta, possiamo dire alcuni ingredienti, l'ingrediente principale dell'impasto ovviamente è la mandorla. E poi vabbè, nella pasta è una pasta frolla che ogni famiglia ha il suo ingrediente segreto e non possiamo assolutamente svelare, quindi mi dispiace ma la ricetta non la posso dare. Andate su internet a vedere quella che trovate e provate a farla. La peculiarità della torta di San Biagio è che la pasta non ha le uova come un pasta frolla, fatta con la pasta frolla, è con lo strutto. Questa è la peculiarità importante, perché è una torta antica, no? Le uova venivano usate solo per fare la pasta, per cose importanti, no? E invece lo strutto veniva usato come materiale povero per le torte, quelle cose lì. E appunto la peculiarità importante è quella, lo strutto. Bagno di folla per San Biagio, e questa è la fiera che volevamo e che grazie al nostro impegno e all'impegno di tutti siamo riusciti a ottenere. Un'invasione di persone. Già ieri sera alla Tensostruttura abbiamo fatto il boom e oggi, già stamattina ce n'erano tanti, oggi pomeriggio stiamo mettendo i sensi unici pedonali dentro Villa Mirra. È una grande soddisfazione e un grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Sono penso una decina d'anni che partecipiamo a questa manifestazione, lo facciamo molto volentieri perché è un'occasione per mettere alla prova i ragazzi, cioè i ragazzi si mettono in prova con il pubblico, riescono a produrre anche qui dei dolci. Ecco, noi siamo presenti con la pasticceria, la cucina e Salabar, ho visto anche il settore Salabar, ho visto molto richiesto, ecco, con la preparazione di infusi, caffè, tè, mentre la cucina ho visto adesso stanno preparando per esempio un risotto realizzato direttamente agli allievi che poi viene fatto degustare alle persone che partecipano. Sbocchi occupazionali, questo è giusto dirlo, sono settori molto richiesti perché noi abbiamo, oltre al centro professionale, abbiamo anche un ufficio lavoro che si dedica ai ragazzi in uscita, di collocarli presso le varie aziende, seguirli per collocarli verso le varie aziende. Tanto per dire, noi abbiamo in atto 350 convenzioni con le aziende di territorio, dove i nostri ragazzi svolgono un periodo di alternanza scuola-lavoro.